Cominciata in questa partita la partita tra Monte San Giovanni e Tevere Remo, ricordiamo valida per la sesta giornata del campionato di Serie C2 regionale, girone A. In questo momento palla in possesso dei padroni di casa, la partita è già cominciata da qualche minuto, alla fine la palla termina fuori, quindi ci sarà una rimessa per il Monte San Giovanni, la posizione offensiva. Manovra al centrocampo il numero 7. Gira verso un compagno, poi ancora riceve il numero 7, vale a dire Checchetelli. Fraseggio tra i due. Checchetelli, ancora scambio tra i due giocatori della squadra di casa. Poi lungo lancio in direzione ancora del pivot che si accentra, scarica sulla sinistra, ancora a pescare Checchetelli che però viene fermato dall'intervento del numero 5 Castroni. Quindi verso Masci, che gira sulla sinistra verso un compagno che può centrarsi, Antonica, scarica ancora, Antonica riceve, parata da parte del portiere, prima occasione della gara. Ancora un tiro in porta, poi una respinta da parte del portiere, quindi ci sarà un fallo laterale sulla sinistra ancora per la Tevere Remo. Alla fine arriva questo tiro, la palla sul fondo. Si riparte con la pallone gestita ancora dal Monte San Giovanni, all'indietro, Checchetelli riceve sulla sinistra che deve fronteggiare Castroni. Castroni cerca di togliere il pallone, alla fine ci riesce, Masci salta un avversario sotto il secondo, sulla linea di centrocampo, perde poi la sfera, ancora ci sta il Monte San Giovanni, arriva il pallone in mezzo in direzione ancora degli attaccanti, tenta da fare passaggio senza fortuna, ancora Checchetelli dalla distanza, rientra sul sinistro, la palla sul destro, allarga verso un compagno, però c'è un fallo, un giocatore a terra, vediamo. Masci riceve le cure mediche del caso con l'arbitro che si accerta delle condizioni del numero 74 della Tevere Remo. Ricordiamo che nel corso delle prime 5 giornate il Monte San Giovanni ha totalizzato una vittoria e 4 sconfitte, mentre 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta per la Tevere Remo, che al momento quarta in classifica, 5 punti dalla vetta. Si riparte in questo momento con Masci che è costretto ad uscire dal campo, il numero 74 della squadra in nero. Entra adesso Paolo Signorelli. Palla girata dal numero 3 Sestili in direzione di un compagno, scambia ancora con Sestili, pressing alto da parte della Tevere Remo col pallone che viene subito gettato in avanti, ancora in direzione di Checchetelli che può agire sulla fascia sinistra, fronteggia la difesa avversaria, poi all'indietro, ancora per Sestili che perde però la sfera, poi la riconquista. Alla fine la palla finisce fuori, ci sarà una fallo laterale sulla destra per la Tevere Remo con Castroni che batte in questo momento. Castroni verso Antonica, ancora Castroni, lungo lancio ancora in direzione dei compagni con Antonica che però non aggancia, ci sarà comunque una rimessa laterale, stavolta però sempre per il Monte San Giovanni. Siamo giunti al quinto minuto della partita, siamo 0-0 qui a Monte San Giovanni, provincia di Rieti, per questa partita tra Monte San Giovanni e Tevere Remo, valida per la sesta giornata del campionato di calcio a 5 Serie C2 girone A. Passaggio all'indietro per Castroni che supera la linea di centrocampo, viene però contrastato il tackle da parte del numero 9, vale a dire Carlan. Poi rimessa laterale con Castroni che batte, allarga verso Antonica che si vuole la pattata sul destro, Antonica conclusione sul fondo. Rimessa in campo che verrà effettuata dalla portiere del Monte San Giovanni, ovvero Sacco. Sestili, palla ancora verso Checchetelli, tre quarti campo, prova questa conclusione, parata da parte della portiere della Tevere Remo. Ci sarà adesso un calcio d'angolo sulla sinistra per il Monte San Giovanni, col pallone che viene ancora spinto verso l'indietro con Sestili che però perde il possesso della sfera sul fondo e quindi ci sarà una rimessa laterale ancora per la Tevere Remo. Signorelli all'indietro, avanza Antonica sulla linea di centrocampo, ancora larga verso Signorelli, però il numero 23 non arriva su questo pallone, incomprensione tra i due. Riparte il Monte San Giovanni che gestisce questa sfera in difesa, palla ancora per il numero 3 all'indirizzo dei compagni che però non riescono ad intercettare questo passaggio che finisce direttamente tra le mani del portiere. Castroni allarga sulla sinistra, incomprensione però ancora con un compagno, stavolta si trattava del numero 9 Signorelli. Sestili avanza, prova questo sinistro sul fondo, con l'opportunità del Monte San Giovanni. Metterà in campo la palla il portiere
con ancora questo controllo di Castroni che però perde la sfera, recuperata ancora dal Monte San Giovanni. Poi Antonica ne esce, scarica sulla sinistra verso un compagno, Antonica riceve ancora il passaggio, viene intercettato, alla fine riparte direttamente dalla difesa il Monte San Giovanni che gestisce la sfera sulla destra. Attenzione a questo tentativo di dribbling al limite dell'area di rigore, con il pallone che però viene catturato dal portiere che rimette subito in campo questa sfera. Castroni in avanti verso i suoi compagni, arriva un'interdizione da parte della difesa di casa e quindi ci sarà una rimessa laterale sulla sinistra. Castroni, è stato intercettato questo passaggio in direzione di un compagno, poi attenzione ancora Signorelli che prova ad avvicinarsi su questo pallone che però viene intercettato ancora dalla difesa, contropiede subito dall'altra parte, arriva questo tiro e c'è addirittura un palo. Un palo è stato colpito dal Monte San Giovanni, un'altra azione pericolosa per la squadra di casa. Adesso riparte dalla difesa, lungo lancia ancora a cercare gli attaccanti, la palla che scorre finisce direttamente sul fondo, la può raccogliere il portiere Lucarelli che rimette in campo con le mani in direzione ancora di Signorelli che salta un avversario, poi guadagna comunque una rimessa sulla sinistra. Castroni, Antonica avanza sulla sinistra, si porta la palla sul destro, tiro, respinta da parte del portiere, avanza dall'altra parte adesso il Monte San Giovanni che prova con questo contropiede, anche se il possesso viene rallentato a centrocampo dalla pressing alto da parte della squadra del nero che cerca ancora di contrastare il numero 9 Sestili che adesso avanza a centrocampo, supera la linea di metà campo, prova ancora un 1 contro Antonica che alla fine gli strappa il pallone, guadagna anche una rimessa laterale che verrà battuta adesso sulla destra. Castroni supera la linea di centrocampo, deve ancora ripartire da Antonica in direzione di Signorelli che allarga ancora per Antonica che può andare alla conclusione da quella parte, poi c'è Signorelli che davanti alla porta non riesce ad agguantare il pallone e scaricarlo in rete. Ci sarà comunque un calcio di punizione, vediamo che cosa ha segnato l'arbitro, anzi c'è un calcio d'angolo perché c'è stata una deviazione, calcio d'angolo per la Tevere Remo. Calcio d'angolo sulla sinistra per la squadra ospite, palla bene in direzione di Castroni che prova addirittura la conclusione sul fondo. Ancora il pallone sulla sinistra per la Monte San Giovanni. L'arbitro dice che c'è stata un'interdizione irregolare da parte dei giocatori della Tevere Remo e quindi ci sarà una rimessa laterale per il Monte San Giovanni, ancora sulla sinistra con il pallone che viene patato per vie verticali in direzione degli attaccanti che devono però arretrare con il numero 7 Checchetelli che indietreggia verso la linea di centrocampo, scarica verso un compagno, riceve ancora Checchetelli tre quarti campo, deve difendersi dal pressing dei difensori della Tevere Remo, ricomincia la larga sulla sinistra anche se arriva l'interdizione da parte di Antonica che prova la conclusione, arriva alla parata del portiere. C'è due robe. L'iPad pure sta dentro la scatola. Attenzione al pallone ancora gestito dalla Monte San Giovanni che allarga sulla sinistra con questo tentativo a conclusione da parte del portiere. Poi ancora in mezzo con questa doppia conclusione la parata ancora di Lucarelli. Castroni allarga verso Antonica, tre quarti campo, deve aspettare il compagno a rimorchio. Castroni ancora per Antonica sulla destra con il passaggio a tagliare in direzione di Signorelli, però è stato intercettato, quindi tentativo ancora una volta interrotto dalla difesa della Monte San Giovanni che adesso avanza. Attenzione, Antonica recupera una palla sulla destra, Antonica prova a portarsi la sfera sul destro e va a segnare vantaggio della Tevere Remo 1-0 grazie ad Antonica. Passa in vantaggio la Tevere Remo, quindi passa in vantaggio la Tevere Remo quando siamo giunti al 11° minuto. Adesso subito dall'altra parte con il Monte San Giovanni che prova ancora questa conclusione, è arrivata alla parata della portiere. Calcio d'angolo ancora in direzione dei giocatori di casa che perdono la sfera, poi provano a riconquistarla. Remo gestisce questo possesso con Castroni che è pressato, deve scaricare alla fine verso i compagni, libera in qualche modo l'area di rigore ma concede comunque una rimessa laterale sulla sinistra agli ospiti, ai padroni di casa.
adesso allargano sulla destra, movimento da parte di Sestili col pallone che viene però ancora tenuto in difesa dal Monte San Giovanni, pressing da parte di Masci e il Signorelli. Vedremo che prova a portare via palla alla Monte San Giovanni, ancora indietro in direzione di Sestili che perde la sfera, arriva la conclusione di Castroni dalla distanza, poi il pallone viene ancora recuperato dagli ospiti e quindi ci sarà una rimessa laterale per la Tevere Remo. Palla in direzione ancora di Ermani, verso Masci con la sinistra, larga per Signorelli, Signorelli sulla sinistra 1 contro 1, lo ferma il difensore, guadagna comunque una rimessa laterale sulla sinistra in posizione offensiva, con l'arbitro che adesso si avvicina al pallone e assegna proprio il fallo laterale alla Tevere Remo. Adesso l'arbitro però cambia idea e assegna invece la rimessa laterale al Monte San Giovanni, che lancia subito il pallone in direzione degli attaccanti che vengono poi anticipati dalla difesa della Tevere Remo. Castroni avanza sulla linea di centrocampo, scarica sulla sinistra verso Signorelli che viene ancora fermato dall'intervento di un difensore. Rimessa laterale, Masci sul pallone, ancora verso Signorelli vicino alla bandierina del calcio d'angolo, prova a portarsi fuori questo pallone. Alla fine l'ultima deviazione è di un giocatore del Monte San Giovanni e quindi calcio d'angolo sulla sinistra. Signorelli, palla in mezzo che attraversa però tutta l'area di rigore, nessuno riesce ad intercettarla e quindi che termina direttamente in fallo laterale dall'altra parte. Chechetelli scarica ancora verso un compagno che può provare la conclusione da quella distanza, preferisce poi rientrare. Arriva alla fine un tiro dalla distanza da parte dei giocatori del Monte San Giovanni, palla sul fondo che verrà rimessa in gioco dal portiere. Rimessa laterale ancora per la Tevere Remo, un lungo lancio a cercare ancora Castroni che viene anticipato. Attenzione a questo contropiede del Monte San Giovanni con la pallone davanti al portiere, la grande palla ancora di Lucarelli che sventa questo tentativo da parte del Monte San Giovanni di riportarsi in parità. Chechetelli prova ad avanzare all'indietro verso un compagno, poi perde la sfera e la Monte San Giovanni la riconquista, si lotta a centrocampo, in qualche modo ne escono i bianco-blu e poi allargano ancora sulla sinistra verso un compagno che riesce a mantenere la palla in campo. Alla fine conclusione ancora parata da parte di Lucarelli. Calcio d'angolo sulla destra che verrà battuto ancora dal Monte San Giovanni con questo tiro. Conclusione alta sulla traversa, rimette in campo ancora il pallone Lucarelli. Lungo lancio in direzione ancora degli attaccanti con Signorelli che davanti alla porta si fa parare questa conclusione. Calcio d'angolo sulla sinistra. Ancora Signorelli sulla sfera. Batterà col destro all'indietro verso Masci, ancora palla di ritorno per Signorelli, poi Antonica sulla linea di fondo riesce a conquistarsi un altro corner. 15° minuto di gioco, siamo ancora 1-0 e l'avvantaggio della Tevere Remo siglato qualche minuto fa da Antonica. Adesso ha cercato la squadra di casa di costruire un contropiede, azione che però è stata fermata dagli ospiti, che alla fine sono riusciti anche a conquistare una rimessa laterale sulla sinistra che viene battuta in questo momento. Lungo lancio con i piedi a cercare ancora il colpo di testa da parte di Signorelli che allargava verso il tornante destro, ovvero Castroni, che però non è riuscito ad arrivare su questa sfera. Ancora possesso per il Monte San Giovanni che manovra in difesa a pressing da parte della Tevere Remo con Masci che recupera la sfera. Masci la salva dalla rimessa laterale, scarica all'indietro in direzione di Castroni. Supera la linea di centrocampo in questo momento Castroni, prova la conclusione dalla distanza e arriva il gol, il 2-0 della Tevere Remo di Castroni. Si ricomincerà quando siamo giunti al 16° minuto, ancora da centrocampo con il Monte San Giovanni che batterà in questo momento. 2-0 per la Tevere Remo dopo 16 minuti, quindi quando abbiamo superato la metà del primo tempo, con i gol di Antonica e Castroni che hanno dato il vantaggio alla squadra ospite. Ora manovra ancora il Monte San Giovanni, palla larga sulla sinistra, ancora a cercare un compagno, poi alla fine un tiro e arriva il gol siglato dal numero 9, vale a dire Carlan, e quindi 2-1, accorcia le distanze il Monte San Giovanni. Si ricomincia ancora da centrocampo, siamo giunti al 17° minuto, siamo 2-1, partita che si è sicuramente movimentata negli ultimi minuti con 2 gol in rapida successione, prima quello di Castroni, poi quello di
Carlan per il Monte San Giovanni, che è ancora davanti al portiere. Poi l'intervento della numero 22, ovvero Gallori. Arriva però una decisione dell'arbitro che concede solamente una calcio d'angolo sulla sinistra per il Monte San Giovanni. Ancora all'indietro. C'è un fallo da parte di Errani a centrocampo, quindi punizione per il Monte San Giovanni, che allarga sulla sinistra, poi ancora a destra. Non c'è pressing da parte dei giocatori della Tevere Remo, con il Monte San Giovanni che comunque deve ricominciare dalla difesa. Poi tentativo di lancio in direzione ancora degli attaccanti, interdizione da parte di Masci, rimessa laterale sulla sinistra. Carlan scambia ancora con un compagno, a centrocampo pressa forte Castroni che cerca di recuperare questo pallone, alla fine ci riesce, poi però si lotta ancora. L'arbitro finisce per fischiare un fallo commesso da Castroni ai danni di un giocatore del Monte San Giovanni, che ricomincia ancora con Carlan. Lungo lancio in direzione degli attaccanti, pallone che però non viene girato nella migliore dei modi da Checchetelli, palla che termina fuori con una rimessa laterale sulla destra. Attenzione a Masci, tre quarti campo, palla sul sinistro per però la conclusione, parata da parte del portiere che rimette subito in campo la sfera. Lungo lancio ancora in direzione degli attaccanti, parata del portiere. Ci sarà un calcio d'angolo sulla destra ancora per il Monte San Giovanni con questa conclusione dalla distanza, palla ancora sul fondo. Rimette in campo la sfera Masci. All'indietro verso un compagno, si tratta di Gazzellone che aspetta i compagni, poi preferisce fare tutto da solo, quindi allarga sulla destra verso Castroni. Difesa a zona per il Monte San Giovanni con poi questo tiro dalla destra da parte della Tevere Remo. È arrivata una deviazione di un difensore, quindi calcio d'angolo, anzi rimessa laterale sulla destra per la Tevere Remo, con la palla in mezzo che viene ancora recuperata dal Monte San Giovanni, che riparte in contropiede, poi l'esterno sinistro in direzione di Checchetelli con Gallori che ancora avanza, scarica verso un compagno, preferisce ancora dall'altra parte verso Masci, Tabin vincente sotto porta, arriva il 3-1 della Tevere Remo con Masci. Siamo giunti quindi al 19esimo minuto, siamo 3-1 per la Tevere Remo. I gol sono stati siglati da Antonica, Castroni e Masci. Dall'altra parte era arrivato nel corso del 12esimo minuto il momentaneo 2-1, che poi però è diventato 3-1 per sempre la Tevere Remo e stavolta del Monte San Giovanni, con il gol di Carlan. Adesso un fallo ancora fischiato dall'arbitro. Punizione ancora per il Monte San Giovanni col pallone che però arriva direttamente dalle mani del portiere. Lungo lancio ancora in direzione dei giocatori della propria squadra. Castroni poi deve difendersi dal pressing alto da parte dei padroni di casa. Alla fine lungo lancio dall'altra parte ancora nella direzione di Castroni, che prova ad inserirsi sulla sinistra. Difende bene la sfera Carlan, che allarga subito sulla sinistra per Checchetelli, che deve avanzare, poi preferisce ancora tornare da Carlan. Pressing da parte della Tevere Remo con Antonica, che però non riesce ad impedire questo passaggio sulla sinistra. Poi si lotta a centrocampo con ancora il numero 9 che prova ad andarsene. Conclusione respinta del portiere e poi doppio intervento da parte di Gallori. L'ennesima parata della partita della numero 22 della portiere della Tevere Remo, con il calcio d'angolo sulla destra che adesso sarà battuto dal Monte San Giovanni quando siamo al 20esimo minuto, a 10 dalla fine. Conclusione, ancora parata del portiere, ancora calcio d'angolo sulla destra. Tiro ancora dalla distanza, poi si lotta con il portiere Gallori che forse viene disturbato al momento della presa. Vediamo che cosa decide l'arbitro. No, assegna semplicemente un calcio d'angolo sulla destra per il Monte San Giovanni, che allarga sulla sinistra per Checchetelli, che stoppa con la sinistra, deve difendersi dall'intervento di Gazzellone, poi mantiene la palla in campo. Checchetelli scarica ancora verso un compagno dall'altra parte, arriva però ancora l'interdizione da parte della difesa avversaria, che fa fallire questo tentativo del Monte San Giovanni. Poi subito dall'altra parte con Signorelli arriva però l'uscita puntuale della portiere. Ora lungo lancio addirittura della portiere del Monte San Giovanni tra le mani del proprio omonimo, quindi dell'estremo difensore avversario. Adesso Castroni, lungo lancio ancora in direzione di Gazzellone, che però non è stato trovato da questo suggerimento, che finisce direttamente sul fondo.
22esimo minuto, 3-1, 8 minuti alla fine di questo primo tempo, 3-1 per la Tevere Remo, che quindi con questo risultato salirebbe a 11 punti in classifica, anche se ovviamente la partita è ancora lunga. Ricordiamo che la Tevere Remo nelle prime 5 giornate ha totalizzato 8 punti, 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Sono arrivate invece 4 sconfitte e una sola vittoria per il Monte San Giovanni, che è ancora ferma a 3 punti in classifica. Adesso rimessa laterale ancora per i padroni di casa, che allargano sulla sinistra per Carlan, che avanza sulla linea di centrocampo. Prova ancora un suggerimento in mezzo per un compagno. Arriva quindi questa conclusione, l'ennesima parata di Gallori, poi riparte in contropiede Signorelli, subito dall'altra parte Signorelli, palla sul destro, prova questa conclusione. Arriva ancora l'intervento del portiere del Monte San Giovanni, che fa ripartire in modo veloce l'azione, anche se adesso deve arrestare il ritmo altissimo di questi ultimi minuti di questo primo tempo. Uno dei giocatori della squadra ospite, per permettere alla sua squadra di rifiatare. Poi conclusione dalla distanza di Sestini, ancora palla sul fondo e quindi rinvio che verrà effettuato da Gallori. Con le mani ancora il portiere, perde la palla, la recupera Checchetelli, scambio con ancora il numero 9 Carlana, che si porta la palla sul destro, poi conclusione ancora parata del portiere. Con il colpo di tacco, poi addirittura un tiro dalla distanza, niente da fare, non c'era possibilità di colpire la porta da quella distanza. Poi ancora Signorelli subito dall'altra parte prova l'1 contro 1 nei confronti della difesa avversaria, alla fine riesce a guadagnare una rimessa laterale sulla sinistra, che viene battuta in questo momento con Antonica, che la mette in campo ancora per Signorelli, che allarga in direzione dello stesso Antonica, che prova la conclusione dalla distanza senza fortuna. Siamo subito dall'altra parte, ma recupera ancora Antonica, allarga sulla destra per Gazzellona, che la mette in mezzo in direzione di Signorelli, che si porta la palla sul sinistro, viene fermato contropiede 3 contro 3 con il Monte San Giovanni, che va alla conclusione con Checchetelli, che però la scaglia sul fondo. Si rimane quindi ancora sul punteggio di 3-1 quando siamo giunti al 24esimo minuto e dunque a 6 minuti dalla fine di questo primo tempo. Gazzellone recupera palla a centrocampo, Signorelli contropiede, 1 contro 1, Signorelli allarga sulla sinistra in direzione di un compagno, la grande parata da parte del portiere. Siamo quindi subito dall'altra parte con la Tevere Remo che si salva, poi una contropiede, si gioca ormai a campo aperto, squadre che hanno fatto saltare tutti gli schemi, squadre lunghissime in campo. Attenzione a questo contropiede con la conclusione del miracolo ancora da parte del portiere Gallori. Ennesimo intervento provvidenziale da parte del portiere Gallori della Tevere Remo, poi arriva questa conclusione sul fondo. Tevere Remo che più volte è stata salvata dal proprio estremo difensore e che al 25esimo è ancora in vantaggio per 3-1. Palla gestita ancora dal Monte San Giovanni, che allarga sulla destra in direzione di un compagno, si fa vedere Sestini May, scusate, da questa parte, palla che invece è data per 10 centrali, ancora all'indietro May sulla sinistra, 1 contro 1 nei confronti di un avversario, torna ancora all'indietro, conclusione sul fondo, niente da fare per il Monte San Giovanni. Castroni allarga, riceve ancora Castroni, attenzione al pressing da parte del Monte San Giovanni, che poi recupera il pallone. Siamo 3 contro 3 dall'altra parte con Checchetelli che salta un avversario, entra in aria, vediamo c'è un fischio da parte dell'arbitro che dovrebbe aver assegnato forse un calcio di punizione alla Monte San Giovanni, quindi l'intervento è venuto fuori dall'aria. Ci sarà quindi un calcio piazzato da ottima posizione dal limite dell'aria per i padroni di casa, un'opportunità per portarsi sul 3-2 e per accorciare ulteriormente le distanze, quando siamo giunti ormai al 26esimo minuto e quindi a 4 minuti dalla fine di questo primo tempo, con la situazione ancora sulla 3-1 per la Tevere Remo. Batterà il numero 9 Carlan, autore tra l'altro del gol del Monte San Giovanni, è l'unico gol del Monte San Giovanni in questa partita. Aspettiamo il fischio da parte del direttore di gara. Fischia l'arbitro in questo momento. Uno schema palla in mezzo con il grande errore davanti alla porta, ma ottima opportunità per il Monte San Giovanni.
Riparte la Tevere Remo contropiede con Antonica che salta un avversario per scarica per Signorelli, ancora per Antonica che davanti alla porta viene addirittura impedito al momento di segnare da un proprio compagno, vale a dire da Gazzellone, che stava proprio sulla linea di porta e ha impedito proprio a Antonica di poter concludere in rete. Quindi 4-1 mancato per la Tevere Remo. Attenzione adesso con il pallone gestito ancora dai padroni di casa, conclusione respinta. Ancora Gazzellone a frapporsi tra il pallone e la porta, difesa da Gallori. All'indietro May scarica verso un compagno, c'è il pressing dell'infinito Gazzellone in direzione ancora di un compagno, poi recupera Gazzellone a centrocampo che deve scaricare in direzione di un compagno, ancora Gazzellone, pressing da parte del Monte San Giovanni, la palla però viene inspedita davanti dove non c'è nessuno, solamente maglie bianco-azzurre, e quindi parata da parte del portiere che raccoglie la sfera e fa ricominciare i propri compagni. Antonica recupera ancora, avanza, salta un avversario, se ne va sulla sinistra, supera la linea di centrocampo in direzione ancora di Castroni che prova questa conclusione, invece un assist dall'altra parte per Signorelli che va a segnare il 4-1 della Tevere Remo. Quindi siamo 4-1 quando siamo giunti al 28esimo minuto, 4-1 per la Tevere Remo, con i gol che sono stati siglati appunto da Antonica, da Castroni, da Masci e da Signorelli. Dall'altra parte Carlan per il Monte San Giovanni. Attenzione a questo contropiede, ancora 2 contro 1, l'uno però è il portiere che infatti viene regolarmente battuto, stavolta ancora da Antonica che va a siglare la propria doppietta personale, 5-1. Si ripartirà in questo momento da centrocampo quando manca un solo minuto alla fine di questo primo tempo, non dovrebbero essere concessi ulteriori minuti di recupero da parte dell'arbitro. I gol della Tevere Remo sono arrivati da Signorelli, da Castroni, da Masci e una doppietta di Antonica che ha siglato il primo e l'ultimo dei finora 5 gol realizzati dagli ospiti. Il Monte San Giovanni è andato a segno quando la partita era sul 2-0 per la Tevere Remo e ha messo in rete quello che era il momentaneo 2-1 grazie al gol di Carlan. Ora palla ancora gestita da Checchetelli sulla sinistra che deve fronteggiare un avversario. Checchetelli si porta la palla ancora sulla sinistra dove c'è la marcatura stretta da parte del numero 2 che gli riesce a levare il pallone, contropiede ancora con la Tevere Remo. Signorelli se ne va, salta un avversario, palla sulla sinistra, poi mette in mezzo, anzi era forse un tiro sul fondo. Riparte ancora il Monte San Giovanni, dovrebbe mancare pochissimo alla fine di questo primo tempo. La palla ancora sul fondo dove però non c'è nessuno e ripartirà il portiere con questa rimessa. Lungo lancio ancora a cercare i Signorelli, colpo di testa, niente da fare, fuori. Ci sarà un minuto di recupero che è stato scelto dall'arbitro come eventualmente tempo supplementare da dover recuperare in merito alla fatto di nervosismo di qualche minuto fa che ha coinvolto Castroni e un giocatore della Monte San Giovanni. Carlan scarica sulla destra verso un compagno, pressa alta la Tevere Remo che riesce ancora una volta a rubare questa sfera con Antonica, palla sul fondo, Checchetelli in direzione ancora di un compagno, la palla può tornare ancora a Checchetelli ma deve girarsi, non ce la fa in quel momento Carlana che scarica ancora sulla sinistra, poi palla in verticale in direzione ancora di Checchetelli che prova a portarsi la palla sul sinistro e segna. Grande gol da parte di Checchetelli, 5-2, accorcia le distanze il Monte San Giovanni.
Dovrebbe essere questa l'ultima azione di questo primo tempo. Siamo 5-2 per la Tevere Remo. I gol del Monte San Giovanni sono stati segnati da Carlan e da adesso Checchetelli che recupera ancora una palla. Fischia l'arbitro, ammonizione per un giocatore della Tevere Remo. Ci sarà un calcio di punizione dal limite per il Monte San Giovanni. Calcio di punizione dal limite dell'area. Dovrebbe essere questa probabilmente l'ultima azione di questo primo tempo. Calcio di punizione che verrà battuto adesso dal Monte San Giovanni. Aspettiamo il fischio dell'arbitro per quella che dovrebbe essere a tutti gli effetti l'ultima azione di questo primo tempo. Ricordiamo siamo 5-2 per la Tevere Remo. È riuscito ad accorciare le distanze il Monte San Giovanni, che adesso avrà questa ennesima opportunità con Carlan alla calcio di punizione. Fischia l'arbitro in questo momento uno schema, tiro ancora parata da parte di Gallori, miracoloso, e fischia l'arbitro. Questa è la fine del primo tempo, 5-2 la situazione, con la Tevere Remo in vantaggio di 3 gol a Monte San Giovanni. Pure a Roma Champions League comunque, fanno pure a Roma. Si riparte per questo secondo tempo con le squadre schierate a parte invertite dalla sinistra alla destra dei vostri delle schermi. Gioca il Monte San Giovanni, la squadra di casa in completo bianco-celeste. Dalla destra alla sinistra invece dei vostri delle schermi giocherà la Tevere Remo in completo nero. Ricordiamo che alla fine del primo tempo il risultato è di 5-2 per la Tevere Remo, che è andata a segno 2 volte con Antonica, poi con Signorelli, con Masci e con Castroni. Dall'altra parte i gol sono stati segnati da Checchetelli e da Carlan. Il primo possesso della ripresa è appannaggio della Monte San Giovanni, che allarga sulla sinistra, subito palla in verticale in direzione degli attaccanti con Carlan che viene ancora una volta anticipato dall'intervento di Castroni, che poi verticalizza subito in direzione di Signorelli, ancora anticipato dalla difesa dei padroni di casa che agiscono sulla sinistra. Carlan scarica ancora per un compagno che deve difendersi dal pressing alto da parte della Tevere Remo, che costringe ancora a indietreggiare la squadra di casa. Lungo lancio ancora in direzione degli attaccanti con la palla che però viene intercettata dalla numero 6, poi ancora in possesso del Monte San Giovanni, che alla fine guadagna una rimessa laterale sulla sinistra. Rimessa laterale ancora, palla per i biancocelesti che vengono però fermati. Masci recupera, allarga sulla destra in direzione di Signorelli che avanza sopra la linea di centrocampo, poi si trascina il pallone fuori che verrà rimesso in campo adesso dai giocatori del Monte San Giovanni. Lungo lancio sulla destra per Carlan, che ancora una volta viene fermato dall'intervento di Castroni, guadagna comunque una rimessa laterale. Ancora palla per Carlan che fronteggia Castroni all'indietro in direzione di un compagno che viene poi fermato, riconquista per l'ennesima volta la sfera, la cede ancora a Carlan che prova l'uno contro uno ancora contro Castroni. Alla fine poi il rimpallo favorisce l'uscita del portiere Gallori. Masci avanza a centrocampo in verticale per un compagno, ancora Masci, palla sul destro, poi allarga in direzione di Signorelli che prova la conclusione e davanti alla porta arriva il tabin vincente della Tevere Remo per il 6-2. È il risultato di questa partita quando siamo giunti al terzo minuto di gioco di questo secondo tempo, quindi 27 alla fine della partita, 6-2 per la Tevere Remo, con un altro gol da parte degli ospiti che adesso sono ancora in attacco con Signorelli che salta un avversario, salta un secondo, palla sul sinistro, poi sul destro, conclusione, respinta, la palla rimane lì, alla fine la recupera il Monte San Giovanni, anche se c'è un fallo che viene commesso dai giocatori della Tevere Remo e quindi l'arbitro fischia calcio di punizione per i padroni di casa. Ancora Carlan allarga sulla destra verso un compagno. Checchetelli deve indietreggiare a centrocampo, fronteggia tutta la difesa schierata della Tevere Remo che pressa altissimo con Castroni che alla fine gli leva la palla. L'arbitro dice però fallosamente e quindi ancora una volta calcio di punizione per il Monte San Giovanni
quando siamo giunti al quarto minuto di gioco, a 26 dalla fine di questa partita. Sulla destra, poi ancora all'indietro, conclusione, arriva una deviazione che favorisce però l'intervento di Gallori, che allarga sulla destra, ancora in direzione di un compagno, poi Signorelli, spalla alla porta, deve girarsi, cerca in qualche modo il suggerimento verso i compagni, viene fermato, contropiede del Monte San Giovanni che davanti alla porta ancora con Carlan può andare alla conclusione, che finisce però sul fondo. Riparte la Tevere Remo, Masci, tre quarti campo, Masci dell'aria, porta la palla sul sinistro, conclusione rimpallata, poi rimane in possesso di palla la squadra ospite, ancora all'indietro in direzione di Castroni, gira verso Masci, Castroni fronteggia il pressing dei due attaccanti del Monte San Giovanni, che con un tackle mandano la palla in fallo laterale che sarà comunque per la Tevere Remo. Apertura sulla sinistra ancora per Castroni che viene però anticipato. Poi Signorelli ferma una ripartenza del Monte San Giovanni con Mattei. Mattei ancora all'indietro in direzione di un compagno. C'è largo Carlan, il capitano, sulla sinistra. Si accentra. Attenzione alla pressing da parte di Signorelli e Castroni che cercano di levargli la palla. Signorelli ci riesce, poi la mantiene anche in campo. Fronteggia ancora un difensore che alla fine poi gli toglie il possesso subito dall'altra parte, con il Monte San Giovanni che può andare alla conclusione, rimpallata ancora dall'intervento di Castroni. Signorelli rallenta la manovra, poi prova l'1 contro 1, tiro dalla distanza, respinto, e Masci alla fine va a battere questa rimessa sulla sinistra. Quando siamo al sesto minuto di gioco di questo secondo tempo, 24 alla fine, 6-2 per la Tevere Remo. Masci all'indietro ancora in direzione di Castroni che prova la conclusione dalla distanza, grande parata da parte del portiere. Calcio d'angolo sulla sinistra. Segnate che è il portiere che cammina pure da frocio, su porco Gis, su. Palla ancora in possesso del Monte San Giovanni, lungo lancio in direzione degli attaccanti, vengono però fermati. Attenzione al contropiede con questo tentativo ancora da parte di Antonica, anzi della numero 4 della Tevere Remo, vale a dire del numero 24, scusate, Ernani, che ancora una volta perde poi la sfera. Checchetelli a centrocampo, deve difendersi, spara alla porta contro il pressing di Castroni che perde la sfera. Ernani, tiro, palla sul fondo, calcio d'angolo sulla destra per la Tevere Remo. Attenzione alla palla in mezzo dopo il calcio d'angolo, niente da fare, finisce sul fondo. Mattei rimette in campo la sfera, Carlan avanza, supera centrocampo, ancora indietro in direzione di un compagno che poi allarga sulla destra, dove però ci sono solamente maglie nere. In qualche modo poi il Monte San Giovanni torna in possesso di questa sfera, allarga sulla sinistra con Carlan che deve fronteggiare ancora l'opposizione di Ernani, preferisce ripartire dalla difesa, poi passaggio in verticale ancora a cercare un compagno, la palla sfila sul fondo e quindi rimessa laterale per la Tevere Remo, con l'arbitro che adesso intima a Ernani di uscire, che si stava allacciando gli scarpini. Batte la Tevere Remo, lungo lancio dove però non c'è nessuno dopo questo fallo laterale, che mette in campo la sfera anche il portiere del Monte San Giovanni con il lungo rinvio che viene direttamente preso da Gallori dall'altra parte. Antonica in direzione ancora di Ernani che si accentra, scarica ancora verso Antonica, poi il colpo di tacco da parte di Ernani, palla sul fondo. Azione alla numero 7 Checchetelli, tre quarti campo, palla col sinistro. Checchetelli fronteggia la difesa schierata dalla Tevere Remo, preferisce ricominciare. Palla ceduta ancora alla numero 8, si tratta di Villani, ancora Checchetelli, poi è il portiere Sacco a recuperare questa sfera e addirittura concludere in porta con questo rinvio che viene agguantato da Gallori.
Siamo giunti ormai al 9° minuto di gioco in questo secondo tempo. Attenzione al contropiede da parte della Tevere Remo, che cercava poi di andare a segno. C'è un fallo, un'altra ammonizione per la squadra ospite. Fischia adesso l'arbitro, calcio di punizione battuto con Carlan che allarga sulla sinistra. Palla recuperata dalla Tevere Remo, rimessa in campo dal portiere Gallori, lungo lancio, addirittura abbrancato in presa dal portiere. Non è la prima volta che i due portieri si scambiano il pallone con dei rinvii lunghissimi. Ora un 1 contro 1, poi la palla in mezzo, arriva il tap-in vincente sotto porta di Checchetelli. Terzo gol per il Monte San Giovanni. Quindi terzo gol per il Monte San Giovanni, 6-3 il risultato, con la Tevere Remo che comunque è ancora in vantaggio di 3 gol. E doppietta personale di Checchetelli. 10° minuto di gioco, 20 alla fine in questo secondo tempo e quindi 20 alla fine anche della partita. Antonica larga sulla destra per Castroni che salta un avversario. Castroni, tiro, respinta da parte del portiere, poi contropiede del Monte San Giovanni, contropiede guidato ancora da Sestini, palla in mezzo, il colpo di testa finisce sul fondo. Castroni, Gazzellone, allarga ancora per Hernani, si porta la palla sul destro, poi sul sinistro, sbaglia il secondo stop, subito dall'altra parte, conclusione ancora parata di Gallori che poi in qualche modo riesce a mettere il pallone in campo in direzione di Antonica, che viene fermato dall'intervento difensivo del Monte San Giovanni, che è salita di ritmo in questa prima metà di secondo tempo. Dopo aver subito il sesto gol è comunque riuscito a segnare il terzo, poi arriva il gol da parte di Castroni, gol bellissimo del numero 5, 7-3. Doppietta personale anche per Castroni in questa partita. È la terza doppietta dopo quelle di Antonica, sempre della Tevere Remo, e di Checchetelli del Monte San Giovanni. Ancora Hernani che viene fermato sulla destra. Rimessa laterale per la Tevere Remo con Gazzellone tornato in campo subito verso ancora Signorelli che guadagna la sfera, poi scarica verso Hernani e grande parata del portiere. Sacco ancora una volta salva la porta della Tevere Remo da una possibile debacle qui in casa. Ora calcio d'angolo che attraversa tutta l'area di rigore e termina sul fondo. Tredicesimo minuto di gioco qui a Monte San Giovanni, 7-3 per la Tevere Remo in questa partita che è valevole per la sesta giornata del campionato regionale di Serie C2 di calcio a 5. Adesso c'è una discussione tra l'arbitro e Carlan della Monte San Giovanni che adesso rimette in campo la sfera. Mattei ancora per Carlan sulla sinistra, pressato da Hernani che cerca di togliergli la sfera. Ancora Hernani in pressing, alla fine gli toglie la palla. Poi però l'arbitro fischia fallo del numero 24, quindi calcio di punizione per il Monte San Giovanni. Lungo lancio di Carlan, ancora sulla sinistra con l'uscita però della portiere, uscita provvidenziale di Gallori sui piedi di Sestili. Lungo lancio di Antonica, ancora a cercare il numero 4 che deve difendere la palla in mezzo a due. Adesso c'è un calcio di punizione fischiato dall'arbitro con Antonica che va a battere.
Calcio di punizione che verrà battuto in questo momento dalla Tevere Remo con Masci che va alla conclusione, che invece è una finta per Antonica. Ancora uno schema in direzione di Masci. Antonica ancora a difendere questa sfera che alla fine però termina fuori. Occasione sprecata per la Tevere Remo. Lungo lancio del portiere Sacco, ancora in direzione dei compagni che vengono anticipati dall'intervento di Antonica. Riparte il Monte San Giovanni, Masci, interdizione al centrocampo, c'è Gazzellone sulla sinistra che viene cercato. Gazzellone prova ancora a mettere in mezzo dalla sinistra. L'ennesimo intervento difensivo del Monte San Giovanni che subito dall'altra parte con questo tiro e arriva il gol del 7-4. Si riparte da centrocampo, 15° minuto di gioco, quindi siamo alla metà di questo secondo tempo, quindi di questa partita. Attenzione al tiro e il portiere Sacco in qualche modo riesce a impedire alla Tevere Remo di arrivare all'8-4. Ancora Gazzellone in direzione di un compagno, niente da fare, palla per il Monte San Giovanni. Attenzione con questo tentativo ancora da parte di Checchatelli che scarica verso Carlan, tiro respinto, poi tentativo di contropiede, niente da fare però, la sfera è ancora tra i piedi dei giocatori bianco-blu con ancora il numero 9 Carlan verso un compagno, niente da fare per lui, palla che finisce sul fondo. Gazzellone per Antonica, allarga ancora verso un compagno, palla che finisce sul fondo. Ancora il Monte San Giovanni con questo giro dalla distanza, rimpallata, adesso in difficoltà la Tevere Remo che sta soffrendo in questi ultimi 14 minuti della partita. 7-4 risultato fino a questo momento, con il vantaggio di 3 gol mantenuto comunque tra la fine del primo tempo e l'inizio di questo secondo, anche se sono arrivati in rapida successione 2 gol della Monte San Giovanni. Attenzione alla palla ancora sulla destra con la palla gestita dal Monte San Giovanni, poi il portiere Calori in qualche modo riesce a deviare in calcio d'angolo e arriva il tap-in vincente, avrebbe dovuto essere tale, a porta quasi completamente sguarnita, niente da fare, ancora parata di Calori, poi ancora il tiro dalla distanza e arriva il gol. 7-5, ancora Carlan per il Monte San Giovanni. Quindi siamo 7-5 a 13 minuti dalla fine di questa partita. 7-5 per la Tevere Remo, ma con un trend favorevole sicuramente al Monte San Giovanni. 3 gol in rapida successione per la squadra di casa. Attenzione alla palla all'indietro in direzione ancora del numero 8 che scarica verso un compagno in mezzo all'area, prova a girarsi ancora Checchatelli tra le tante maglie della difesa della Tevere Remo, che adesso riparte in contropiede con Signorelli. Masci ancora verso Signorelli, esce Sacco, in qualche modo salva la difesa da questa ripartenza che avrebbe potuto essere letale per i padroni di casa. Poi un'altra rimessa laterale sempre per la Tevere Remo, stavolta sulla sinistra. Palla in mezzo ancora verso gli attaccanti con Sacco che esce e fa sua la sfera. Antonica conquista la palla, Checchatelli davanti alla porta per Carlan, vediamo, fischia l'arbitro che assegna un forse calcio di rigore, vediamo la decisione dell'arbitro. Ci sarà effettivamente un calcio di rigore per il Monte San Giovanni. Siamo 7-5 per la Tevere Remo a 12 minuti dalla fine di questa partita, col Monte San Giovanni che ha la possibilità di accorciare ulteriormente le distanze e portarsi su un 7-6, che sarebbe ovviamente l'anticamera di una possibile rimonta. La Tevere Remo è calata fisicamente in questo secondo tempo e adesso dovrà impedire che questo calcio di rigore possa portare la situazione a farsi ancora più complicata. Ci sarà un calcio di rigore
dovrebbe essere battuto dal numero 9, il solito Carlan. Fischia l'arbitro in questo momento. Carlan parte, conclusione e gol. 7-6, tentativo di rimonta del Monte San Giovanni. La Deveremo si è vista rimontare fino al 7-6, quindi siamo passati dai 3 gol di scarto di fine primo tempo al solo gol di scarto che conserva la squadra capitolina di vantaggio nei confronti dei reatini del Monte San Giovanni. Monte San Giovanni che adesso è un gol sotto, ha segnato 4 gol in rapida successione mentre c'è un time out. Si riparte in questo momento quando mancano poco meno di 10 minuti alla fine di questa partita. Siamo 7-6 per la Tevere Remo, con il Monte San Giovanni che ha segnato gli ultimi 4 gol e che ha portato lo svantaggio dai meno 3 dalla fine del primo tempo al meno 1. Castroni scarica verso un compagno che prova ad avanzare, viene fermato, la rimessa viene segnata dall'arbitro al Monte San Giovanni. Checchedelli allarga verso un compagno, poi ancora il tiro, ancora di Carlan, palla alta sulla traversa, partita bellissima, 7-6, 13 gol, sembrava chiusa alla fine del primo tempo, l'aria aperta del Monte San Giovanni, subito dall'altra parte con Signorelli che prova ad allargare verso Castroni, ancora un cross in mezzo in direzione di Signorelli, ma niente da fare per lui. Tanto feroci proteste da parte dei giocatori della Tevere Remo contro l'arbitro che ha segnato una rimessa laterale per il Monte San Giovanni. Mattei allarga ancora sulla sinistra, non presta la Tevere Remo in questo frangente, 9 minuti alla fine. Signorelli la recupera all'indietro in direzione del portiere, quindi Castroni, Signorelli, va davanti Mattei, allarga ancora verso un compagno, fischia l'arbitro, c'è fallo ai danni di Castroni. Ci sarà un calcio di punizione adesso per la Tevere Remo quando mancano 8 minuti alla fine di questa partita, con Masci sulla sfera. 7-6 per la Tevere Remo, con il tentativo di rimonta del Monte San Giovanni tra le mura amiche. Parte Masci, uno schema verso Signorelli, tiro rimpallato, anzi era stato Castroni a calciare, poi rimessa laterale sulla destra, Masci verso ancora Castroni che prova il tiro sul fondo. Ancora Castroni, ancora conclusione, con l'ennesima opposizione da parte della difesa del Monte San Giovanni, che adesso cerca di far ripartire questo tentativo di contropiede, anche se deve cominciare tutto dalla difesa. Rallenta l'azione, poi improvvisa verticalizzazione, ancora per Checchedelli che fronteggia il numero 6 che gli strappa la palla, contropiede dall'altra parte, ripartenza dalla Tevere Remo, 2 contro 2, con Amasci che salta un avversario, poi avanza sulla sinistra, viene fermato però dall'arbitro che fischia un fallo. Il fallo è comunque a favore della Tevere Remo. Calcio di punizione. Calcio di punizione, fischia l'arbitro in questo momento, conclusione da parte di Castroni, respinta proprio davanti alla linea di porta, prova un contropiede ancora Checchedelli col Monte San Giovanni che è impegnato in questo tentativo di rimonta, mancano 6 minuti alla fine, ancora la conclusione, ancora la respinta del portiere. Il miracoloso Gallori ha più volte negato il gol alla Monte San Giovanni, che comunque è riuscito già a realizzare 6 reti in questa partita, 7-6 per la Tevere Remo. E possesso ancora per i padroni di casa. Mancano meno di 6 minuti alla fine in questa partita.
Carlan si porta la palla sul sinistro, poi sul destro, prova ad accentrarsi, è regolare il tackle difensivo della Tevere Remo che avanza, attenzione a questo contropiede con Signorelli, scarica per Castroni, Castroni ancora verso Signorelli, leader dell'area, Masci sul sinistro, tiro ancora respinta e alla fine ne esce in qualche modo il Monte San Giovanni con questo tentativo di contropiede, tiro da parte di Carlan, parata ancora di Gallori che poi rilancia direttamente in porta con il portiere Sacco che era fuori dai pali. La palla termina comunque fuori, rimessa in campo dai giocatori di casa con Checchetelli, allarga ancora verso un compagno, prova questo tiro, l'ennesimo miracolo di Gallori davanti alla porta. Mancano 4 minuti alla fine di questa partita, siamo 7-6 per la Tevere Remo. Rimessa in campo ancora del portiere Gallori in direzione di Signorelli. Signorelli si porta la palla sul destro, poi non riesce a girarsi, viene fermato, contropiede subito dall'altra parte, perde però la sfera e il capitano Carlan se la trascina fuori dopo un controllo sbagliato e concede la rimessa agli ospiti. Signorelli in mezzo a due deve difendere questo pallone, spalla alla porta, se lo fa portare via, poi gira ancora dall'altra parte, lungo lancio addirittura verso la porta, palla che scavalca la traversa difesa da Gallori. Attenzione a questo lungo lancio, mancano intanto 2 minuti più 2 di recupero alla fine di questa partita. Fallo, l'arbitro fischia e ci sarà un tiro libero a causa del bonus raggiunto dalla Tevere Remo. Tiro libero per il Monte San Giovanni che ha adesso la possibilità di andare a pareggiare questo match. Partita che sembrava persa alla fine del primo tempo. Parte ancora Carlan, conclusione e arriva l'incredibile pareggio del Monte San Giovanni. Ricomincia in questo momento la partita quando mancano 2 minuti alla fine, vale a dire quelli di recupero assegnati dall'arbitro, siamo 7 pari. Una rimonta da parte del Monte San Giovanni che ha segnato in sostanza gli ultimi 5 gol, portandosi da 6-2 a 7 pari. Batte in questo momento Castroni, allarga ancora verso un compagno, interdizione da parte dei giocatori del Monte San Giovanni. Mancano 2 soli minuti alla fine di questa partita. Castroni avanza, allarga verso il numero 74 Masci, palla in verticale dove non c'è nessuno e poi addirittura il portiere Sacco voleva sorprendere il portiere Gallori fuori dalla porta. Adesso però è entrato il portiere di movimento, vale a dire, attenzione adesso subito palla verso Signorelli, in mezzo a due, Signorelli prova a saltare il portiere, non ce la fa, alla fine deve arretrare. Conclusione, l'ennesimo rimpallo, si salva la difesa del Monte San Giovanni che rende veramente cara la pelle. Adesso manca 1 minuto alla fine di questa partita, siamo 7 pari, grandissima rimonta del Monte San Giovanni che in caso di questo risultato salirebbe a 4 punti in classifica, sarebbe il primo pareggio dopo una vittoria e 4 sconfitte. Dall'altra parte per la Tevere Remo arriverebbe un altro stop contro una squadra che sulla carta avrebbe dovuto essere una preda per i capitolini, invece niente da fare, per il momento siamo 7 pari, la Tevere Remo è in attacco, ma deve aggiustare una situazione che la vedeva quasi sicura vincitrice alla fine del primo tempo e che invece adesso la vede pareggiare 7-7 in casa del Monte San Giovanni, che adesso avrà l'opportunità di battere un calcio di punizione. Vediamo cosa decide l'arbitro. Arbitro assegna, vediamo, un pallone che poi viene restituito sportivamente dal Monte San Giovanni ai giocatori della Tevere Remo. Hernani avanza in direzione ancora di un compagno, non c'è però nessuno da quella parte del campo, solamente maglie bianco-azzurre che adesso
hanno la possibilità di rallentare ancora il gioco, anche se francamente non so se a questo punto stia largo stretto. E il pareggio alla Monte San Giovanni, che ha rimontato una partita che sembrava persa. Masci, ancora lui in direzione di un compagno, perde la palla, poi la riconquista. Castroni allarga sulla destra, il portiere di movimento che è entrato in campo. Questo è uno degli ultimi tentativi di questa partita. La palla però finisce sul fondo dove non c'è nessuno. Manca meno di un minuto alla fine di questo match, con il Monte San Giovanni in possesso, che deve difendersi dal pressing degli avversari. Poi Castroni verso Masci, conclusione, rimpallata, ancora Masci che forse si trascina la palla fuori, vediamo, anzi no, l'arbitro assegna la rimessa alla Tevere Remo. Signorelli, palla sul destro, scarica ancora per Masci, allarga verso Antonica davanti alla porta, prova il tiro, respinta, poi Castroni, ancora una respinta, alla fine rimessa laterale in zona offensiva per la Tevere Remo. Ancora Castroni con la sinistro, tiro, respinta da parte di Sacco, lungo rinvio del portiere che ha rischiato di segnare. Era fuori dai pali il portiere di movimento della Tevere Remo. Rimette in campo la palla Mattei, che allarga ancora per May verso il bomber Carlan, poi ancora sulla destra verso un compagno. C'è un fischio però da parte dell'arbitro. Fischio dell'arbitro, vediamo a favore di chi. Rimessa laterale assegnata al Monte San Giovanni. Mattei a centrocampo in direzione di un compagno. Mattei cercava ancora di andare a raccogliere il pallone dopo l'1 contro 1, dopo il triangolo. C'è una rimessa laterale ancora, sempre per i padroni di casa. May fronteggia Masci, poi spazza in qualche modo la difesa della Tevere Remo, ma siamo sempre nella stessa zona di campo, con May ancora all'indietro. Poi arriva questo spiovente in direzione degli attaccanti, ma con la palla che termina sul fondo. Castroni, una delle ultime opportunità, disperato tentativo da parte della Tevere Remo per tornare in vantaggio in questa partita che l'ha vista farsi rimontare di ben 4 gol. Fischia in questo momento l'arbitro. Finisce qui 7-7 tra Monte San Giovanni e Tevere Remo. Vedi, migliore in campo il 7 e il 9 di Monte San Giovanni. Chissà, io mi ricordo manco quanti gol ha fatto, hanno fatti una carovana. Chi, il 7 o il 9? E quando ci passo qua? Ma che avete chiuso? No, vedi, grazie. Grazie. Scusa. Grazie. Raga, mi concedete un'intervista per favore? Niente interviste? Anzi, cancella proprio i video. Non lo mandate, no, veramente gli Alex non li manda oggi. Vuoi che non li mando? Non li manda, mandami in via privata. Ok.